Benvenuti alla lezione numero 3 della sezione Ruoli e competenze. Bene, allora ritorniamo a pagina 79 del nostro manuale e andiamo ad analizzare il prossimo esercizio, il numero 5. Bene, come osservate la mano sinistra, che ripeto è quella che dà più la vivacità ritmica negli accompagnamenti, presenta le due crome, la figura nuova che abbiamo visto nella sezione lettura e repertorio. Vedete che sul quarto movimento abbiamo due crome e quindi la successione è presto fatta. Gli accordi sono Do maggiore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, da ripetere due volte. Abbiamo il tempo 4 quarti e vediamo l'esecuzione di questo esercizio. E quindi numero 5, osservando, abbiamo un 4 quarti, quindi sul quarto movimento due crome, posiziono la mano soprattutto con la sinistra con il quinto, il mignolo sul Do, così da avere subito il medio sul Mi, indice sul Fa, pollice sul Do e poi invece con la mano destra giudicare l'altezza. Ci siamo ancora, è buona, questa è poi quella proprio scritta sul pentagramma, ma potrei pure usare questa qua più giù, magari cominciando anche da un Do più grave. Proviamo proprio di qua. Allora, 4, 1, 2, 3 e 4. Vedete due colpi con la sinistra sulle due sillabe del quarto movimento. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Ebbene, quindi come avete ascoltato, le crome vivacizzano molto la parte ritmica, proprio come abbiamo potuto ascoltare in questa sezione ruoli e competenze. Quindi l'avere una mano sinistra molto sciolta, già predisposta a saltellare, morbida, quindi facendo anche un po' la caduta, con l'uso delle crome ci consente di avere una figurazione ritmica più vivace, che potete quindi inserire negli eventuali brani che state suonando per accompagnare o un cantante o voi stessi o un sassofonista, uno strumento solista. Bene, anche per questa lezione è tutto. Io vi rimando alla successiva, alla quarta di ruoli e competenze, e come al solito buono studio e buona musica. Ciao!